Alberto Orlandi si conclude il campionato di Serie A2 con un pareggio in casa del CGC che avete fermato anche all'andata, e questo secondo me dimostra che forse eravate la seconda forza. Si poteva fare qualcosina in più, avevo chiesto una grande prova di orgoglio perché credo che per colpa nostra abbiamo sbagliato troppe partite, però chiamiamolo processo di crescita, anche se mi girano un po' perché comunque abbiamo perso punti, abbiamo lasciato punti durante il campionato che secondo me troppi, la dimostrazione di stasera che comunque te la sei giocata e vabbè, lo sport è così, quindi bisogna accettare la classifica che ci serva per il prossimo anno. Una festa stasera, no? Perché il capitano dice stop, quindi era giusto festeggiarlo, no? Sì, poi personalmente c'ho un ricordo proprio qua a Viareggio quando si vinse lo scudetto, quindi oltre a essere un mio giocatore è stato anche un mio compagno. Credo che abbia finito nel migliore dei modi, adesso andiamo a festeggiare tutti insieme perché è un gruppo di amici molto unito e quindi niente, la ciliegina sulla torta era vincere, perché io tiro sempre a vincere, tutti però va bene così, in grande anche complimenti a lui, a Emiliano per la carriera che ha fatto, l'ho avuto come compagno di squadra e nello spogliatoio ho sempre dato una mano come tuttora fa, quindi ce l'ha nel DNA e il prossimo anno sto spingendo per giocare nei veterani con lui, vediamo se si riesce a completare questa cosa qua. Cosa vede nel futuro un grande giocatore che sta diventando anche un grande allenatore come Alberto Orlandi? L'allenatore purtroppo non è come giocare, sto facendo gavetta, avevo lasciato dopo Forte dei Marmi perché non mi era piaciuto come mi avevano allontanato dalla squadra, però si sa che l'allenatore è il primo a pagare, quindi poi la dimostrazione è quello che hanno fatto poi negli anni successivi. Quest'anno hanno rivoluzionato, vi faccio l'in bocca al lupo, non voglio essere polemico anche se lo sono, e mi faccio un in bocca al lupo anche a me perché mi piace allenare, mi diverto, finché è così va bene. Ti auguro tutta la fortuna del mondo perché sei il numero uno. Grazie anche a voi, complimenti anche al centro, gliel'ho fatto personalmente prima, però se si fa direttamente forse è anche meglio, a qualche giocatore amico gliel'ho fatta personalmente, hanno fatto un grande campionato e speriamo di rivedere il palazzetto pieno perché ho dei bei ricordi.